E a proposito di Cortina, sono attesi, anzi sono già presenti ben 10 ministri, in forse invece la presenza domani a chiudere i lavori degli Stati Generali del PDL, quella del Premier Silvio Berlusconi. È dato a conclusione appunto dei lavori verso la tarda mattinata, ma la sua presenza non è ancora stata completamente e ufficialmente confermata. A proposito di ministri, c'è a Cortina Giulio Tremonti e ieri era a Venezia dove ha illustrato la nuova strategia economica dei ministri europei al bilancio. Giocare in difesa con una nuova strategia, la nuova politica economica europea, è stata spiegata a Venezia dal ministro Giulio Tremonti, intervenuto per una lezione all'Assemblea dei giovani imprenditori di Confcommercio, ospitata nella sala del Consiglio provinciale. I modelli di previsione pre-crisi sono saltanti, si sono dimostrati non adeguati alla discontinuità di un nuovo andamento dello sviluppo. Tremonti ammette di aver avuto paura. Noi abbiamo vissuto nel weekend secondo di maggio, abbiamo vissuto una coppia di giornate oggettivamente drammatica. Adesso i colleghi ammettono abbiamo avuto paura. Posso ammettere di avere condiviso in parte quel sentimento. Paura, l'ollo dell'abisso, non la fine dell'euro o dell'eurozona, ma il collasso dell'architettura dell'Europa, come abbiamo costruito. Due i punti per la difesa dall'esterno della moneta europea. Uno, il diverso ruolo della Banca Centrale Europea, compatibile noi riteniamo con i trattati, ma diverso rispetto al ruolo giocato prima della crisi. Certo non ancora uguale a quello della Federal Reserve americana, del Bank of England, ma un ruolo più forte a difesa della nostra moneta. Secondo punto, il fondo che è stato costruito con capitali provvisti dagli Stati e dalla Commissione europea. Questi due punti si sviluppano lungo una linea che potremmo definire di difesa esterna della nostra moneta dalla speculazione esterna. Il ministro si appresta a raggiungere Cortina per gli Stati Generali del PDL, i cui lavori saranno chiusi dal Premier Silvio Berlusconi domenica mattina.